Vai a giocare con le bambole, un presunto lancio della bandierina alla direttrice di gara. Questo è quanto accaduto domenica 12 gennaio durante una gara del torneo giovanissime categoria Under 15 sul campo di Fagnigola ad Azzano X in provincia di Pordenone. La protagonista in negativo è una giovane arbitro donna appena minorenne chiamata a dirigere l'incontro tra il Chions e il Maniago Vaillant. La partita vedeva il Chions in vantaggio per 3-1 quando il dirigente della squadra ha iniziato a protestare contro alcune decisioni arbitrali, pronunciando ripetutamente frasi sessiste e offensive, tra cui la ormai tristemente nota "vai a giocare con le bambole". Non contento dopo essere stato espulso dall'arbitro, il dirigente avrebbe lanciato una bandierina colpendo la direttrice di gara al di sotto del ginocchio. Un gesto che, seppur non abbia provocato lesioni, è stato considerato gravemente antisportivo. Che non ha portato a una violenza, una conseguenza fisica, ma assolutamente da condannare, tanto più nei confronti di un nostro arbitro minorenne che ovviamente sceglie di fare l'arbitro per divertirsi, soprattutto ovvio che ha un ruolo che deve di un minima responsabilità, ma aver paura di andare a arbitrare una partita perché si trova un dirigente adulto che gli tira la bandierina, gliene dice tutti i colori, è una cosa assolutamente che non può esistere, ecco. Pesante la sanzione disciplinare, il dirigente è stato squalificato fino al 27 maggio per condotta antisportiva. È aggredito una parola grossa, diciamo, lui ha buttato via si è liberato della bandierina buttandolo su per la rete e involontariamente tornando indietro ha colpito la gamba all'arbitro, ma non ha aggredito nessuno. Non voglio giustificare il dirigente perché l'ho già allontanato, però sì, sono cose che non si fanno, insomma.